ragazzi, se volete farmi morire che mi si fa manterrà bene. lontano dai tifosi inglesi che hanno protestato per questo. Ha sempre personalità, Verso i no? pali e Balotelli per il primo calcio di rigore. Vicino a questo. E dopo una grandissima Italia, adesso l'occasione di vedere, speriamo almeno Vediamo se ha personalità al Cino. Gigi Buffon. E intanto Balotelli contro Hart. Si comincia. Quanti ne avrà fatti veramente? E quanti ne ha parati? Si conoscono benissimo. Mati, perché Mati Sì! Sì, bravo! Gliel'ha battuto bene. Quello di Balotelli aveva intuito. Oh, però l'aveva intuito, No, mi sono cagato addosso. Io quando si è fermato sono morto, quando si è fermato è L'ha di Uno di liberazione di Balotelli. Ha colpito molto forte. Molto preciso. Che si stende molto bene. Steven Gerrard. Dai, c'è su. Altro specialista dagli 11 metri. Dai Gigi, cazzo, non passa, no, non deve essere grande la porta. Parte il test. No! 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 Stessa posizione. 1-1. Mamma mia, anche questa sfida è incredibile. Beh, non speravi già che Molto vivo. dopo i primi Ma due si facesse già vaffanculo, va, qualcosa. non sa farsi della rigore. Dobbiamo soffrire ancora un po'. Riccardo Montolivo contro Joe Hart sull'1-1. Tutti prendono più o meno la stessa rincorsa. 3-4 metri, destra ancora di Vaffanculo, va, porca Meloni, sei sul cazzo! Devi morire! Sei un frocio! Sei un finocchio! Devi morire, bastardo! Devi morire! T'ho sempre criticato, ho sempre avuto ragione! Sei un bastardo, sei! Vaffanculo anche a Prandelli che gli lecca il culo da 3 anni! Vaffanculo, va! Non è giusto, porca troia! Ma che trolla! Ma che cazzo fai tirare a Moglione? Fuori basso La puttana! Cazzo! fai parare la tirata, passa fuori, ma non può tirare. Vaffanculo, va! un calcio di rigore del formidabile asso del Manchester. Schiaccia il gesto Il secondo, però a deconcentrare il suo avversario diretto in corsa in leggera diagonale. Wayne Rooney e niente da fare. Vaffanculo, devi morire stanotte, devi morire, devi prendere sotto un treno, vaffanculo, va. Vaffanculo, fai cagare Dio, vaffanculo, fai schifo, vaffanculo. Del portiere. Vaffanculo, va là, froce. Andrea Pirlo. Guarda Montolivo che non riesce a rassegnarsi. Ma non toglie la prestazione. Ha lanciato anche bene. Ed ecco la moglie inquadrata di Riccardo Montolivo. Se la moglie la prendo la butto sulla rete. Andrea Pirlo deve sistemare meglio il pallone. Coraggiosissimo, temerario Andrea Pirlo ha fatto gelare il sangue, lo state prendere discretamente. Che non entrasse più questa palla, no? Cucchiaio, mezzo cucchiaio alla Francesco Totti. Non ci crede nessuno, non ci crede nessuno. Se la palla fosse più indietro di un metro, quella palla non sarebbe mai entrata. Grandissimo. Fatto perché di stanno da fuori di casa. 2-2 ma adesso di Dai, zitti, porca troia! Dai, sbagli, Ryan. La rete di Balotelli. Cazzo! Sposta vincente di Gerrard. Togli il cane che se lo mangi sul mano! Il mezzo cucchiaio di Pirlo. No, ragazzi, attraversa qui la sarà uno stronzo, sarà una di merda. Sto male! Batti! Nocerino. Ragazzi, è il terzo o il quarto? È il quarto già. A distrada. Diceva il fissa del Milan. Dritto per dritto Nocerino. Sì!
come si vive questo momento in mezzo agli azzurri a campo. Prego, sparo. Essere con Vedi che gli tira alla sinistra del portiere, un mancino. Io non posso vederlo da qua, non si possono vedere. Dai, cazzo! Porca puttana. Non rompe i coglioni, seduti in silenzio. Forza Troia! Già, ce lo facciamo vedere, abbiamo visto. Se lo facciamo, Fitti! il sinistro dei diamanti.